Accerchiato dal branco da almeno 5 ragazzini, tutti minorenni come lui, qui al liceo scientifico Giordano Bruno. L'hanno picchiato barbaramente con calci e pugni, un pestaggio violento. Ora il ragazzino si trova ancora ricoverato all'ospedale di Mestre per i gravi traumi subiti. La vittima, uno studente 14enne del liceo scientifico Giordano Bruno, picchiato selvaggiamente a sangue per motivi ancora sconosciuti all'uscita da scuola sabato scorso verso le 12. A soccorrerlo alcuni genitori e docenti che hanno assistito al pestaggio di una violenza inaudita. Così, nella denuncia della scuola agli agenti di polizia del commissariato di Mestre, al vaglio degli inquirenti, ogni singolo fotogramma dei filmati dell'aggressione registrata dalle telecamere di videosorveglianza del liceo. Hanno ripreso il branco, si parla di almeno 5 ragazzini, tutti con il volto semi-travisato dai cappucci delle giacche che indossavano, semi nascosto appunto perché qualcosa si intravede. Pare siano stati già identificati infatti alcuni dei ragazzini, sembra almeno 2, che hanno brutalmente aggredito il 14enne, da tutti descritto come uno studente modello e con ottimi risultati scolastici. Oggi liceo ancora chiuso per gli studenti per via delle vacanze di carnevale. Tra i presenti professori e dirigente scolastico che però non hanno voluto commentare tale aggressione, nonostante l'intero corpo docente del liceo sia da tempo impegnato proprio sui temi della prevenzione contro bullismo e baby gang.